Defibrillatori pubblici anche nei piccoli comuni per una rete capillare di sicurezza sanitaria per i cittadini. È questo l'obiettivo di un provvedimento proposto dal vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco e approvato all'unanimità a Palazzo Ferrofini. Questo è un aiuto che abbiamo voluto dare ai piccoli comuni del Veneto, in quanto negli ultimi anni abbiamo visto che tra le principali, anzi la principale causa di morte è proprio l'infarto e per questo abbiamo deciso di dotare i comuni del nostro Veneto di defibrillatori. Ecco come partirà questa nuova fase. E verrà ovviamente istituito un bando, saranno collegati alla rete 118 di emergenza e ovviamente saranno messi in luoghi facilmente accessibili all'utenza. Uno strumento indispensabile che può salvare molte vite, che però va accompagnato da un'adeguata formazione. Quello che noi oggi spingiamo è ovviamente sulla formazione del personale, ma creare anche una sensibilizzazione tra i cittadini, perché spesso e volentieri l'utilizzo del defibrillatore può salvare molte vite. Quindi speriamo che attraverso questa rete diffusa su tutto il territorio regionale possiamo veramente sperare di salvare qualche vita in più, visto che è uno strumento semplice ma che spesso e volentieri si è dimostrato fondamentale.